Verso mezzogiorno passavo attraverso un villaggio. Davanti alle capanne di loto, picciridde arruzzogliavano un capo una strada. Giocavano con scorci di cucuzza e con crocchioli di mare, schicchiavano e s'acchiappavano un traete. Ma davanti all'usamana forastero vivevano tutte scantate. Dalla parte estrema dello villaggio, la strada attraversava un ciumicetto e sopra la ripa dello ciumicetto era addinocchiata una giovane femmina che lavava. Come se Darta la salutavo, ida chinau la testa e lo guardavo a ridendo, tanto che Ido ci viste sperlucere lo bianco degli occhi. Scanciavo con Ido qualche parola scherzosa, poi mi si lo pede di la manca in capo a chito di dritta e fece un movimento come fa la donna quando invita l'uomo da forma di godimento d'amore che i libri della dottrina chiamano la chianata sopra l'arbolo. Siddhartha si sentiva avvampare lo sangue e giacché da un momento ci tornavano dalla mente la sua fantasticaria e tu s'accalau tanticchia verso la donna e ci vasau la scura punta di la minna. Appresso, acchianando la guardata, visti la sua faccia ridenti e disiosa e l'occhi farisi nichi quasi a scomparire in tal udisio. Puro Siddhartha sentì udisio e si commoviu la sua virilità, ma come non aveva mai toccato una femmina, di sua mano già pronti ad afferrare a navarare per momento. E dallo stesso momento sentiu, ciantoleando, la voce della sua coscienza. E la voce diceva no. Allora scomparì ogni percanto della faccia risolente della femmina. Ido non mi sticchiò ciucalumi da guardata di un animaleddo un calore. L'accarezzavo con affetto in capo alla fossetta, s'allontanavo di Ida, che restavo delusa, e scomparivo davanti all'occhi so a passo leggio, tra lo canneto di bambù. Lo stesso giorno, alla calata dello sole, arrivavo dalla grande città e fu felice, già che desiderava ardentemente trovare Siccialomene. Giacendo dalla città, a taglio a moschiceddo ricintato, ci vennero incontro una nicamannera di serve, cariche di cannessi e panari. Da mezzo dite, trasportata di 4 servi, c'era una portantina tutta parata. Una stava assettata sopra cuscini rossi, sotto un ombrello accolorato una signora, la patrona. Siddhartha si fermava al lato dell'altra sota dello giardino, contemplavo la sfilata dello corteo, guardavo i servi, le femminette, guardavo la portantina e visti in capo a ida la signora. Sottanneo i capelli azzezzati e imbellettati come una torre e dovesti una faccia sperlucente, tanto tenera, ardimentosa, una bocca rossa come un fico appena rotto, sopracciglia abbersati e pittati in tanauto arco, occhi neri, sperti e chini di sbrio, coddo tenero e fino che si faceva notare di lugelecco verde e oro. Le mani immacolate riposavano longe e sette con larghi circoli d'oro in tale posa. Siddhartha viste quant'era bella e ci arredivo il cuore. S'accalavo profondamente quando la portantina s'avvicinava e, arridendo, accennavo un saluto alla donna. Per un momento, dopo ida scomparì dallo voschicetto e a reri ci ero li so serve. A così mi fazza avanti in da sta città. Pensavo Siddhartha sottandoci presentimento. Avesse avuto desiderio di trasferirci subito nel tuo giardino, ma si trattenne. E solo allora si rendivo conto da quale modo lo considerarono le serve, le femminette e lo seguito d'Ida, ovvero con quanto sdegno, sfiducia e sospetto fu guardato. Sogno ancora un samana. Ancora
Sempre un rumita una cureta. E minnico. Posso arrestare in questo stato, no, non posso pretendere di trasere così dallo giardino. Di la prima persona che incontravo pesciata, si informavo di lui giardino e di un uomo di da signora. E scoprivo che Chiddu era lo giardino di Kamala, la famosa grandonna, e che oltre a due vuschiceddu, ida possedeva una casa in città. Allora Iddu si unge alla città. Ora aveva un motivo. E ienno appresso a suo motivo si lasciava ai giutteri della città. Alla calata di Lusuli fece amicizia con Ghiarzoneddu Varvere, che aveva visto travagliare in da numera d'importicato, e dopo l'aveva trovato addicato alla priera dentro al tempio di Visnu. Ci contavo le storie di Visnu e di Lakshmi. Poi passavo la notte dormendo presso a varchi acciaccati in ripa Lucioni. E di mattina presto, prima che i primi clienti ci assissero dalla putia, si fece tagliare la barba e i capelli di lui Erzoni Varveri, e poi si fece pettinare la capigliatura e passare d'occhio profumato. Più ultimo, io a bagnare Sinta Lucione. Alla calata di Lusuli, quando la bedda Kamala giunceva dalla portantina allo suo vuschicetto, Siddhartha stava alla trasuta, s'accalao e riceviò lo saluto della grande signora. Ma all'ultimo di li servi che sfilava in corteo ci fece insigno e ci ordenavo di annunziare alla signora che un picciotto bramino desiderava pararci. Dopo tanticchia, lo servo fu di ritorno. Lo mitavo a ghiriccia appresso, portandolo muto muto da una tenna ogni Kamala riposava in capo a un divano. E lo lasciavo solo guida. Non sei tu che eri a da fora ieri e che mi salutasti? Certo, ti visti già ieri e ti salutai. Ma ieri avevi la barba e li capelli lunghi e ingrasciati. Vedisti bene, niente sfui alla tua guardata. Tu vedisti a Siddhartha, lo figlio di lo bramino, che abbandonava la sua casa per diventare in Samana. E per 3 anni è stato davvero in Samana. Ma ora abbandonai da strada e vinni in da sta città. E la prima persona che visti all'altra sud di sta città fosti proprio tu. Per dire di chisto io vinni in di tia, o Kamala. Tu fosti la prima femmina a così tarta parra a cuocchi vasci. Mai più voglio accalare l'occhi quando una bella femmina mi sta di facci. Kamala rideo e si mise a giocare con ventaglio di penne di pavone e addomannavo. E solo picchisso che Siddhartha venne in di mia? Per dire di chisso è per ringraziarti di essere così bella. E se non ti dispiaci, Kamala, volessi priarti d'essere mia amica e mia maestra, giacché non saccio ancora niente dell'arte, unne tu invece si maestra. Ma stavolta Kamala si mise a ridere con preio. Non mi successi mai, amico, che in Samana venissi in di mia di Luvasco per mettersi alla mia scuola. Mai mi successi che venissi a mia, in Samana di li capelli lunghi e una veste scicata di penitenza. Tanti giovani carusi venino in di mia, e tradidi pure i figli di bramini, ma venino tutti allicchittiati, con gli scarpi nuovi, un'essenza profumata ante li capelli.
e tanti soldi in la sacchetta. E così, o Samana, sono azzizzati li picciotti che mi vengono a trovare. Ah, ecco, già cominciai a imparare di tia. Pure ieri imparai qualche cosa. Come vidi, mi tagliai la barba, ma bersai i capelli e li improfumai. Picca e zocco mi manca, oh bella signora. Vesti eleganti, scarpi fini, soldi nella sacchetta. Hai a sapere che Siddhartha s'ave proposto scopi assai più difficili di stignagnarie e ci aveva rinisciuto. Perché mai non avessi a rinescere da ciò che mi proposa ieri? Diventare tuo amico e imparare di te alle delizie dell'amore. Tu mi fai di maestra, Kamala. Hai imparato cose tanto più difficili di ciò che tu mi insegnare. E ora, dunque, non t'abbasta Siddhartha così com'è, con i capelli profumati, ma senza vesti, senza scarpe e senza soldi? Ridendo, dissi Kamala. Ah no, caro mio, ancora non m'abbasta. Tu hai ad avere vesti, abiti scicchi, scarpi raffinati, tanti soldi in la sacchetta e regali, Kamala. Ora lo sai, Samana di Lovosco, pigliasti li buoni appunti? Certo, pigliai nota. Come non avessi a pigliare nota di zocco veni di Natale Vucca. La tua vucca è come un figo appena rotto, Kamala. Pure la mia vucca è rossa e fresca e sogno certo che ci piace a chi da to. Ma dimmi, bella Kamala, non hai proprio un oddio scanto dello Samana di Lovosco che vinna a imparare l'amore? E perché mai avessi avere scanto di Samana? Di Babbasuni Samana di Lovosco, che veni di lo regno di sciacalli, e ancora non sapi manco zocco sono le femmine. Oh, ma è forte lo Samana e non avevi scanto di niente. Iddo potessi costringerti, bella picciottella, potessi rapirti e farti tanto male. No, Samana di chisso non ave scanto. Ave mai avuto scanto un Samana o un bramino, che qualcheduno potessi acchiapparlo e ci scicassi la sua dottrina, la sua devozione e la profondità di lo sognagno? No, perché sti beni appartengono a Iddon proprio. E Iddo di chi si narriala solo zuccuvoli, solo a voli. È lo stesso, proprio lo stesso è Kamala, è per le gioie dell'amore. Betta e rossa è la bocca di Kamala, ma prova a vasarla contro il volere di Kamala. Non te ne viene una stezza di dolcezza, di da bocca, che tanto me li sapi dare. E visto che Siddhartha in barba sapio, è giusto che Iddo impari pure chesso. L'amore si può addomannare, accattare, rialare, si può giovare per caso un lasciata, ma non si può pigliare con la forza. Che da cascighisti è una vita sbagliata. Ah, no, oh no, fossi impiccato, se un bello picciotto come Mattia avessi a cominciare a così male. Siddhartha s'accalò per salutare e arrideva. Peccato fossi, Kamala. Quanto hai ragione. Soprattutto fossi peccato. No, non una sola stizza di docizia di la tua bocca avevi a chiere perduta, né a te di chi da me. Dunque, resta antiso. Siddhartha torna a ca quando ave ciò che ora ci manca. Vesti, scarpe e soldi.
Ma dimmi, cara Kamala, non mi può dare ancora un consiglio Nicuzzo? Un consiglio? E perché no? Che non dassi con piacere un consiglio a un povero Samana ignorante che giunge delle vasche degli sciacalli. Cara Kamala, allora consigliami. Non hai a ghiere per trovare tutti sti cosi. Caro mio, chiesso e quanto tante volessero sapere. Hai aghieri appresso a ciò comparaste e fareti dare in scancio soldi, vesti e scarpe. Non c'è altro mezzo, pimminnico, di procurarsi soldi. Dunque, che cosa sai fare? Io saccio pensare, saccio aspettare, saccio digiunare. Nent'altro? Niente. Però saccio creare i versi. Vuoi darmi invasoni, piena poesia? Ti ludugno, se la tua poesia mi piace. Sentiamo. Siddhartha si concentrò tanticchia, pronunziò sti versi. Dallo so, meroso voschiceddo, traseva la bedda Kamala. Alla trasuta di lo voschiceddo stava lo Bruno Samana. S'accalao sintitamente quando viste lo ciore di loto e col riso ringraziavo Kamala. Più fistante pensavo lo giovane che sacrificare agli dei, più fistanti è sacrificare alla bedda Kamala. Kamala battiu le mani con forza, tanto che le braccialetti d'oro scampanarono. Betti, sono i tuoi versi, Bruno Samana. E veramente io non faccio un tento affare se ti dugno sgancio un vasone. Idda lo invitavo a venere con l'occhio. Accalau la faccia sopra chi da so e ci appoggiavo la sua bocca a chi da dietro, che era come un fico appena rotto. A lungo Kamala lo vasau e con meraviglia Siddhartha sentiu quanto Idda era esperta, quanto in tala sua arte fossi sapiente, quanto lo pacioniasse, ora respingendolo, ora acceendolo, e in primo luogo comprenniu come arreri a sto primo vasone ci fosse una longa, una bene ordinata, bene sperimentata fila di vasoni, l'uno diverso dell'altro, che ancora lo stavano aspettando. Restavo già, maravigliato, ciatanno cardimento, e da quel momento era come un picciriddo maravigliato per ciò comparava, e picchiddo che poteva conoscere per il futuro. Troppo belli sono i tuoi versi. Se fossi ricca li pavassi a peso d'oro. Ma declamando versi t'arinesci difficili varagnare tutti i soldi che ti servono. E perché ci vogliono tanti, ma tanti soldi, se vuoi a diventare l'amico di Kamala. Come sai passare bene, Kamala? Sì, saccio passare bene. E appunto perché non mi mancano vesti, scarpe e braccialetti e ogni sorta di cose belle. Ma che te ne vieni a te antalo futuro? Non sai fare nient'altro che pensare, digiunare e scrivere i versi? Conosco pure le canzoni dei sacrifici, ma non le voglio più cantare. Conosco pure le formule infatate, ma non le voglio più pronunziare. Leggere le scritture e... Momento. Sai leggere? E sai scrivere? Certo che lo saccio fare. Tanti sanno leggere e scrivere. Non tutti, come credi tu. Io per prima. Va benissimo che tu sai leggere e scrivere. Vero, buono.
pure delle formule infatati, hai bisogno un talo futuro. A sto punto io si currenno una criata e dissi qualche cosa alla ricchia di la sua pacciuna. Mi giunsi una visita. Ora beddu spedicate all'esto, Siddhartha. Scompari di qua. Vattinni. Non tu t'ava a vedere qua, ricorditillo. Ne vediamo domani. Ma Ida comandò ancora alla sua criata di dare allo devoto bramino una mantella bianca. Senza capacitarsi di so che stava succedendo, Siddhartha si viste ammuttato avanti di la serva e Bibbiole e Ciazzeri fu portato in nincia a tenna anta lui ardino. Sopra una mantella, guidato un talo vuschiceddo e continuamente amminazzato a scomparire e a non essere visto di lui ardino. Tutto contento, fece come ci fu raccomandato. Conoscitori della foresta fugnò copido sautare la setala e nescere non visto di lui ardino. Tornò contento nella città, portando sotto avrazzo la mantella ammucchiata. Giunto un tan albergo frequentato di viaggiatori, si mise al lato della porta e addomandò muto l'elemosina e tanticchia di cibo. E a così, muto, si mangiò un pezzuddo di una torta di riso. Forse, già domani, non addomanno più a noggio pezzoddo de pane. Anciasatta avvampò un taido l'orgoglio. Non era più un samana, era sdegnoso per idolo a domannare. E a così, il tauzzo che aveva ancora di la torta di riso a un cane e restò senza cibo. Semplice è la vita che a casa si vive in dallo mondo. Non presenta difficoltà di nudo tipo. Quando era ancora samana, tutto era difficile, faticoso e in definitiva senza speranza. Ora è tutto facile, come una lezione di livasoni che Kamala mi desi. Hai bisogno di vesti e soldi e nient'altro. Bed affari. Questi sono cose nichi, a portata di mano. Non sono certo problemi per cui uno ci va a perdere lo sonno. Si informaò subito riguardo alla casa di città di Kamala e da s'accciupò lo giorno dopo. Iemo bene? Ci schicchiò Aida mentre ci era incontro. T'aspetta Kamasvami, lo più ricco mercante della città. Se ci piaci, t'assumi allo suo servizio. Fatti furbo, Bruno Samana. Di auci ci feci parlare di tia. Cerca di trattarlo con gentilezza. Edo è tanto potente. Ma dalla stessa maniera non essere troppo modesto. Non voglio che tu addiventi in suo servo. Hai a diventare uno pari a Edo. Se tu ci piaci, può darsi che t'affida così grandi. L'aucciaieri era ancora un minnico, della barba lunga e tutta ingrasciata. A ieri invece vasai a Kamala e presto diventa un mercante, pieno di soldi e puro di tutte le cose che tu dici essere necessario avere. E infatti, ma come t'accciuvassi senza di mia? Che fossi tu, se Kamala non t'aiutassi? Cara Kamala, quando vinni dallo voschiceddo feci solo lo primo passo. Era mia intenzione imparare l'amore di sta bellissima donna. Dal momento che decisi di farlo, già era certo che ci rinisceva. Sapeva pure che tu mi avessi aiutato. Ne fui certo, di la tua prima guardata, alla trasuta di lo voschiceddo. Ma se io non avessi voluto? Tu volisti. Vedi Kamala, se tu ghetti una percia dall'acqua, Idda si spiccia di ghire nella via più facile per giungere allo fondo.
E così è Siddhartha quando ha scopo o una meta. Siddhartha non fa niente. Siddhartha pensa, aspetta, digiuna, ma passa attraverso le cose dell'uomo come la petra passa attraverso l'acqua, senza fare niente, senza agitarsi. Viene ghittato e Iddo si lascia cascare. La sua meta l'attrae a Idda, giacché Siddhartha non salva niente nella propria arma che potesse essere di contrasto a sta meta. Chisso e zocco gli imparai di Lisamana. Chisso e zocco li farfalloni chiamano Magaria, credendo che sia opera dell'Izzuppido di Don Petro Malizia. Ognuno può chiumpere opere di Magaria. Si sa pensare, si sa aspettare, si sa digiunare. Ognuno può conquistare le proprie di sé. Kamala l'ascoltava, amava la sua voce, amava la verdata di l'occhi suoi. Forse è così. È così come tu dici, amico. Forse è pure così che Siddhartha è un uomo bello. La sua verdata piace alle femmine. E dunque è per questo che la fortuna ci va appresso. Siddhartha la salutava con vasone. A così sia, mia maestra. Pozzano sempre piacere di l'occhi me. Pozza sempre di tia venirmi incontro la fortuna. Non era passato tanto tempo di quando c'era in casa di Kamasbami. Era già diventato esperto, travagliando con la stessa esperienza di lo padrone di casa. Ma ogni giorno, allora che Ida aveva stabilito, bello azzazzato, chino di sciccheria, visitava la bella Kamala e quanto prima cominciava a portare i cereali. Ammaestrava la sua bucca rossa, sapiente. Ammaestrava la sua tenera e liscia mano. A Ido, che nell'amore era ancora ancaroso e dunque portato come un orvo ad affuddarsi senza sazio un talo piacere come un tan abisso. Ida insegnava con dovizia che non sottene i piaceri senza dare i piaceri e che ogni gesto, ogni carizza, ogni contatto, ogni guardata, ogni minima posizione di lo corpo aveva il suo segreto, che quando viene scoperto porta alla consapevole felicità. Capivo che dopo una festa d'amore l'amante non sa ne separare, se non considerati di reciproca ammirazione, se non vinti e vincitori allo stesso tempo. A così, dal nudo di tutti e due si manifesta sazietà e sdesolazione e lo tinto sentimento d'aver abusato o d'aver ricevuto un abuso. Ido trascorriva ore meravigliosi presso la bella e esperta artista e è diventato suo discepolo, suo amante, amico suo.